posizione strategica per vedere il ponte translagunare, che è l'opera più significativa di Eugenio Miozzi, costruito in un paio d'anni nel 1931-33, quindi in tempi che oggi sarebbero assolutamente impensabili, e che ha messo in collegamento appunto terraferma e città. Insomma, molto interessante. Miozzi è quello che ha continuato l'opera iniziata dagli austriaci nell'Ottocento di avvicinare la città, il centro storico di Venezia, verso la terraferma. Quindi la prima congiunzione è stato il ponte translagunare delle ferrovie, che ha portato tutte le novità che possiamo vedere anche in questa zona, sia la stazione, sia tutta la marittima che è stata pensata a quell'epoca. E Miozzi è quello che poi ha portato la modernità, cioè l'auto che arriva anche a Venezia. Ecco, ma anche dal punto di vista ingegneristico, anzi che è poi il punto di vista che non interessa maggiormente, ha innovato parecchio. È l'opera, diciamo, più insigne che ha fatto. Se pensiamo che è stata realizzata in meno di 2 anni, a noi che abbiamo anche un'esperienza, diciamo, di lavori pubblici, lascia alquanto sorpresi e invidiosi. Ma questo è anche frutto esattamente della sua capacità tecnica e dell'organizzazione del cantiere. Dopo quasi 100 anni di vita, quanti sono? 85 circa, insomma, sopporta benissimo, bisogna dire, gli incrementi di traffico che ci sono stati in questi ultimi 10, 15, 20 anni, l'ultimo dei quali ad esempio il tram che collega Mestre a Venezia, e che è stato un significativo passo in avanti, insomma, di mobilità tra la città lagunare, certo, e quella della terraferma. Nonostante l'età, va benissimo ancora oggi con il cambiamento che c'è stato nel traffico, quindi è un'opera, mi viene da dire un'opera in qualche modo anche questa visionaria, come è stata un po' tutta l'opera di Miozzi. Suo è anche il garage multipiano, certo, che si vede entrando proprio a Piazzale Roma, e che all'epoca era il garage più grande d'Europa. Quindi realizzare un'opera di questa dimensione, di questa entità, con una funzione per quell'epoca probabilmente sovradimensionata, ma sappiamo bene che oggi non lo è assolutamente, tant'è che sono sorti numerosi altri parcheggi, specialmente all'Isola del Tronchetto, ma anche in Piazzale Roma, proprio per dare ospitalità ai grossi flussi turistici e dei residenti della città di Venezia. Allora, ha una varietà di soluzioni, perché se noi pensiamo anche a tutti i ponti che lui ha realizzato, facendo lo sfondamento, chiamiamolo pure col suo termine, aprendo il Rio Novo, quindi il collegamento diretto tra Piazzale Roma e il centro di Venezia, opera tra l'altro oggi possiamo dire sarebbe improponibile. Comunque è riuscito a fare questa apertura, questa riunione, diciamo, tra la nuova zona di arrivo di Venezia e il centro, per direttissima. Lì ci sono almeno, mi pare, sono 7 ponti, quindi con caratteristiche sono di legno. Le ha provate tutte. Quindi aveva una dimestichezza, diciamo, sulla materia, sui materiali, che si era venuto a creare con l'esperienza anche nel Veneto precedente al suo arrivo a Venezia, di tipo quasi impensabile. Sì, va detto che proprio è stato un periodo indubbiamente di grande sviluppo, di innovazione della città, ma la sua genialità e la sua capacità hanno avuto modo di esprimersi nella maniera più piena, insomma, quindi hanno avuto fortuna quelli che l'hanno trovato, che gli hanno dato questi incarichi, che lui ha svolto in maniera certo, meravigliosa, insomma, dal punto di vista strutturale, architettonico, e ha innovato la città, che aveva bisogno di adeguarsi a dei tempi che richiedevano sempre maggiore velocità. Miozzi ha innovato parecchio, per esempio il ponte degli Scalzi, che è il ponte sul Canale Grande davanti o a fianco della stazione di Venezia,
cogliendo un momento di difficoltà negli approvvigionamenti di ferro del nostro paese, ha pensato a un'opera che lavorasse con una struttura solo a compressione, no? Quindi certo. in assenza sostanzialmente di ferro, e ricreando un arco che avevano peraltro inventato i romani, però lui l'ha riscoperto e ha creato questa tecnica delle lesioni indotte, no? Quindi una precompressione a rovescio, certo. Proprio per avere una snellezza della struttura che poi si concretizza in quello che oggi è il ponte degli Scalzi. Il ponte che lo vediamo, si vede, cioè è esilissimo, anche se fosse, forse non sarebbe così esile anche realizzarlo in cemento armato, no, certo. E comunque ha raggiunto lo scopo di inserirlo tra l'altro in un ambiente che è settecentesco in pratica, quindi un'altra caratteristica è la modernità portata da Miozzi e il rispetto anche della città di Venezia con la sua storicità. Riprendendo proprio spunto anche dal ponte degli Scalzi, un altro ponte che ha fatto Miozzi è quello dell'Accademia, che è stato oggetto anche recentemente di l'ennesimo intervento di restauro, perché è un ponte in legno, anche lì insomma è stato un qualcosa di innovativo, doveva essere temporaneo ma è diventato definitivo e segno caratteristico anch'esso della nostra città, insomma. A proposito del Lido, ho fatto delle opere anche lì, Palazzo del Cinema per dirne una, insomma. Questa è una delle manifestazioni più importanti che ha Venezia e trova sede in un edificio che ha realizzato Eugenio Miozzi sempre negli anni 30, no? La mostra del cinema che data da quella volta, inizia da quella volta e ha luogo in un edificio di importanza architettonico-strutturale significativa per la città di Venezia. Mi viene da pensare che aveva progettato e pensato anche il terzo palazzo che si sarebbe dovuto realizzare di cui 150enario esatto, che è stato dell'Unità d'Italia, oggetto, no? Che purtroppo non ha avuto buon fine. Esatto, però anche quello è stato pensato all'epoca, quindi la preveggenza, diciamo, la lungimiranza credo che sia impareggiabile da quel punto di vista. Ma dopo anche la capacità progettuale e realizzativa, cioè vediamo che questo edificio che tutt'oggi ha una sua modernità, una risposta alle esigenze di funzionalità per la mostra del cinema che è particolarmente importante, insomma, no? Direi che l'opera di Miozzi anche lì al Lido di Venezia ha lasciato un segno molto marcato. Possiamo andare, abbiamo visto la città, le opere di Miozzi.